Ricambiare l'ingiustizia subita con il bene piuttosto che con il male è un piacere molto grande. Sta tutto qui l'Islam secondo Mozart. È il finale del Ratto nel serraglio di scena al Comunale di Treviso, un'opera lirica scritta nel 1781 e che sul palco trevigiano è stata riaggiornata in una Turchia degli anni 30. Una storia nel complesso semplice, nel suo ripetersi nelle vicende umane. Il rapimento di giovani donne da parte dei cattivi e i buoni che rischiano la vita pur di salvarle. E chi possono essere i cattivi se non i musulmani che tengono segregate le donne nei serragli per il piacere del pascià? Solo che in quest'opera i buoni sono un po' pasticcioni e vengono subito scoperti quando cercano di fuggire con le loro belle, che peraltro alla fine sono loro a tener testa ai feroci saladini, dimostrando che, tu sia musulmano, cristiano o indù, al cuore e all'amore non si comanda. Tanti giovani sugli spalti ieri pomeriggio per la prova generale, segno che il teatro non ha confini di tempo e di generazioni, soprattutto se le note sono frutto del genio di Mozart e la storia di ieri racconta di un Islam moderato in un tempo dove si diceva mammali turchi, come oggi invece si dice per la follia chiamata ISIS.